Buonasera dal Palasport di Matera, benvenuti per l'ultima partita della fase regolare girone Est A2. In questo momento ha avuto inizio la partita tra Matera, la Bauer Matera, una squadra ormai purtroppo già retrocessa, e l'Imola, che ha ancora molto da chiedere a questo campionato. Dopo ritorneremo su questo. Intanto iniziamo a parlare della partita. Prima palla persa da parte di Matera, da parte di Corral, passaggio sbagliato per Upalek. Intanto in quintetti in campo, Imola si schiera con Washington, Maggioli, Prato, Anderson e Sabatini. Per Matera invece la coppia di lunghi Upalek-Corral, Lestini, posizione di numero 3 di guardia, e Chase Bertocco nelle funzioni di play e di guardia. Buona circolazione di palla di Matera, che prende vantaggio con Chase, e con Lestini realizza il primo tiro da 3 punti. 3-0 per Matera. Fallo fischiato per Bertocco per una difesa aggressiva sul playmaker avversario Sabatini Gherardo. Naturalmente gli accoppiamenti iniziali sono delle difese a uomo, con Upalek su Maggioli, Bertocco su Anderson, Lestini su Prato, Corral. Intanto, dopo una buona circolazione di palla, buon canestro da 2 punti di Maggioli. Chase che orchestra. Ancora un tiro da 3 punti di Upalek, e Matera in vantaggio per 6-2. Come dicevo, una partita ininfluente per la squadra della città dei Sassi, che vorrà mostrare comunque in questa occasione tutto il suo orgoglio, per dimostrare che purtroppo questo campionato avaro di soddisfazioni possa avere perlomeno un finale decente, importante. Una penetrazione di Chase che purtroppo non va a segno, contropiede di Imola, assist o meglio un passaggio smarcante di Prato per Washington che non va a buon fine. Difesa importante su Bertocco, ancora contropiede di Imola, che con Washington raggiunge la parità sul pari 6. In attacco, fondamentalmente in questa fase iniziale del gioco, Matera cerca di prendere vantaggio con i pick and roll di Chase con i propri lunghi, e dopo un rimbalzo offensivo, una palla recuperata da parte di Chase, ancora una volta Matera passa in vantaggio per 8-6. Imola in attacco, che muove palla. Una forzatura sicuramente da parte di Anderson, che non produce, e una palla persa da parte di Bertocco, che sulla transizione cerca di ottenere più. Ancora Bertocco, rimbalzo difensivo su transizione offensiva, un evidente passi di Upalek, passi in partenza di Upalek, che restituisce la palla ad Imola che cerca di reimpostare la fase offensiva con il suo playmaker Sabatini. Che in questo momento palla sotto a Washington che per liberarsi della palla è Matera, e con Bertocco che per cercare spettacolo, ovvero una schiacciata in transizione, sbaglia ancora tiro. In queste prime
fasi della partita sicuramente vediamo che almeno l'impressione di queste prime fasi della partita, time out da parte di Imola, proprio a considerazione del fatto che le prime fasi della partita, una partita che ha un aspetto abbastanza allegro. Time out da parte, ripeto, partita che per il Matera ormai non ha importanza ai fini della classifica, a differenza di quello che potrebbe essere la partita, il risultato per Imola che deve vincere per conservare il quinto posto in classifica, e ancor meglio potrebbe sperare, qualora Roseto venga sconfitto stasera nell'importante partita tra Roseto e Trieste, potrebbe sperare nel quarto posto in classifica, che significa voglio dire il turno con l'eventuale Bella in casa nel turno successivo dei playoff. Partita che riprenderà con una rimessa dal fondo in fase offensiva da parte in attacco. Chase si appresta ad effettuare questa rimessa dal fondo. Canestro di Corral, onestamente direi su disattenzione sulla difesa di Imola, o ancora meglio del difensore Washington. Penetrazione di Sabatini, che su un penetra e scarica per Anderson, che a sua volta ripropone la penetrazione per Washington, che realizza un tiro da 3 punti che avvicina. E gran tapping di Ubalek nella transizione offensiva, che sul tiro sbagliato corregge in schiacciata. Prato che cerca di attaccare Maggioli, che su scarico di Prato, palla persa di Chase, banalissima palla persa di Chase, che permette a Imola di riavvicinarsi, o meglio di passare in vantaggio. E Lestini, che prepotentemente una scelta di penetrazione, tenta di schiacciare a canestro, ma il suo gesto atletico viene fermato da Washington con un evidente fallo. Sbaglia il primo tiro libero Lestini. Questo dalla lunetta sbaglia anche il secondo, il punteggio rimane a 4,40 dal termine del primo quarto. 13-12 per Imola, che adesso manovra palla appoggiata a Maggioli in post alto, che ribalta lato alla palla per ributtarla dentro per Washington. Buon taglio dal lato debole per Anderson, che dopo un bel movimento commette un errore al tiro da dentro l'area. E Corral che subisce fallo dopo aver preso un rimbalzo. Chase che riprende la fase ostensiva della Bauer. End off con Ubalek, che a sua volta ribalta palla con Bertocco. Che ribalta. Chase che ancora una volta perde una banale palla. Coach Ponticello che cerca di redarguire nelle giuste maniere un suo giocatore, Corral, per un errore di movimenti in fase offensiva. Ancora la Bauer in attacco con Bertocco che ribalta tramite Lestini, che gioca un pick and roll abbastanza alto con Corral, e Maggiori è costretto in una situazione di cambio
a commettere fallo per non subire la penetrazione. I primi due cambi da parte di Imola, Amoni per Maggioli e De Nicolao per Prato. Fondamentalmente abbassa notevolmente il quintetto coach Ticchi. Ancora una palla persa da parte di Chase, ma un errore banale da parte di Sabatini. Grande gesto da parte di Lestini, che sul passaggio di Chase affonda con una schiacciata per il vantaggio del 14-13 da parte della Bauer. Ancora buona scelta offensiva, ma un banale errore di scarico da parte di Henderson permette di recuperare palla alla Bauer, che con Bertocco che subisce fallo da parte di Henderson, e arriva anche il primo cambio da parte della Bauer, Mastrangelo al posto di Bertocco. Rimessa laterale in fase offensiva per la Bauer, ricezione di Chase, pick and roll con Ubalek, che perde l'ennesima palla diciamo che in questa prima fase del primo quarto le palle perse, che ormai 4 da parte di Ubalek, rappresentano un fattore negativo da parte per conto della Bauer. Buon ribaltamento di palla, adesso Mimola gioca pick and roll con De Nicolao, con Washington, ribaltamento da parte di Nicolao e tiro da 3 punti di Amoni che porta in vantaggio la Bauer la Imola per 16-14. Tentativo di raddoppio da parte di Imola, che non va a buon fine e costringe Henderson a commettere fallo su Lestini, e in questo momento avviene un doppio cambio da parte della Bauer. Cantagalli per Cese, Sgorbati per a 2:17 Lestini, che ha subito fallo da Anderson, realizza solo uno dei 2 tiri liberi e il punteggio è 16-14. Buonissima difesa di Lestini, che tiene ancora Sgorbati, che attacca, ma distrazione difensiva da parte della Bauer nella fattispecie di Cantagalli, che permette un facilissimo rimbalzo a De Nicolao, che realizza e subisce fallo. Ancora un cambio, la Bauer, cambio che sembra positivo da parte di Ticchi, che fa sedere in panchina immediatamente Sgorbati, mettendo in campo Follio. Sgorbati, che era entrato poc'anzi in campo. Manovra per la Bauer offensiva. Lestini, dopo un end off con Corral, prende vantaggio e con un tiro da 3 punti riporta la Bauer in parità sul 38 pari, 1 minuto e 36 dal termine del primo quarto. Washington che ribalta, De Nicolao che dopo un pick and roll serve un gran passaggio per Washington, che subisce fallo da Corral. Rimette i piedi in campo Sgorbati per Folli. Ricordiamo che De Nicolao appartiene alla famiglia dei De Nicolao, 3 giocatori, suo fratello maggiore playmaker
della pallacanestro reggiana. La Bauer che adesso fortunatamente riconquista una palla persa con Cantagalli, imposta l'azione offensiva con il doppio pick and roll alto e Cantagalli che subisce fallo da De Nicolao. Fallo che permette a Cantagalli di recarsi in lunetta per il bonus raggiunto da parte di Imola. Potrebbe Cantagalli riportare il punteggio in parità, difatti realizza il primo, si appresta a tirare il secondo. E a 1 minuto e 08 ristabilisce la parità sul 20 pari, con Imola che riprende, ecco, buonissimo vantaggio preso tramite il pick and roll con palla ributtata fuori da parte di Nicolai, rimbalzo offensivo. E contropiede dopo palla recuperata con Mastrangelo che finisce con una affondata. Sgorbati che attacca Zaire nell'1 contro 1, realizza e subisce fallo di Sgorbati. Rimette in campo Preti per Henderson che fa a riposarsi in questi ultimi 33 secondi del primo quarto sul punteggio di 22 pari. Tiro libero sbagliato e rimbalzo offensivo su una generale dormita. De Materani. Riparte in attacco la Bauer con Lestini che con una grande azione personale ancora un banale fallo da parte della Bauer e nonostante le proteste questo fallo c'è tutto, da parte del secondo fallo questo fallo c'è tutto da parte di Zaire. A 4 secondi dalla fine del primo quarto Ponticello rimette in campo Chase per l'ultima azione offensiva. In lunetta De Nicolao sbaglia il primo, si appresta a effettuare il secondo, realizza il secondo. Chase riceve in avventura e in corsa effettua un tiro da 3 punti che non arriva neanche a canestro. Finisce il primo quarto con il punteggio di 24-23 per la Bauer, riserci fra qualche minuto. Eccoci di nuovo qui per l'inizio del secondo quarto, con rimessa in fase offensiva da parte della Bauer, che ripropone quintetto con Chase, Cantagalli, Mastrangelo, i giocatori perimetrali, e Lestini e Hubelek. Risponde Imola con De Nicolao, Sgorbati, Prete, Preti, palla sotto per Hubelek che attacca ma riprende il rimbalzo per subire fallo.
Primo tiro libero realizzato da Kubalek, che porta a 2 le lunghezze di vantaggio della Bauer, 3 in questo momento, dove il secondo reimposta l'azione offensiva con Sabatini Imola. In questo momento Imola gioca con il doppio flank, Sabatini di Nicolao, Sabatini che attacca Chase, buonissimo il recupero, aiuto in penetrazione di Mastrangelo, che a sua volta perde palla. Nuovamente transizione, grande palla di Amoni per Preti, assist sotto canestro che Preti concretizza portando il punteggio sul 26. Cantagalli per Kubalek, quasi palla persa, Chase nell'angolo su scarico di Ubli, ma ancora un errore, rimbalzo offensivo di Mastrangelo che realizza per il 28-25. De Nicolao, Preti, ribaltamento per Sgorbati che a sua volta per De Nicolao, bellissima circolazione di palla che non viene concretizzata da Imola, che permette comunque di prendere rimbalzo offensivo, ma Preti non concretizza il vantaggio, e sul ribaltamento di palla Cantagalli in posizione di post bassa attacca subendo un evidente fallo da parte di Prete. Intanto Prato rientra in campo per Sabatini ed Henderson per Sgorbati. Cantagalli che con questi 2 dribbli potrebbe portare a 5 le lunghezze di vantaggio, 4 in questo momento, che rappresentano il massimo vantaggio da parte della Bauer nel corso della partita. 5 punti di vantaggio da parte della Bauer, che in questa prima parte di campionato di partita sembra una squadra più determinata rispetto a Imola. Ribaltamento da palla di Prato per Amoni che attacca Kubalek con un bel movimento di Piedeferno, realizza forzatura, direi, da parte di Kubalek, che sul primo passaggio avrebbe potuto ancora muovere la palla o acquisire un vantaggio maggiore, come peraltro sta cercando in tutti i modi Imola, muovendo la palla in maniera importante, realizzando un gran tiro dei 3 punti che riporta le sorti della partita in parità sul 30 pari. Fallo di Prato, direi fallo banale, in una situazione di raddoppio di Prato su Cantagalli, e dopo appena 2 minuti e 35 secondi Imola ha già praticamente 3 falli, ha già effettuato 3 falli, quindi una situazione direi sfavorevole per il proseguo del quarto. Chase che attacca il pick and roll di Corral e palla persa da parte di Imola, recuperata da Chase che riapre per Mastrangelo che mette a segno un canestro da 3 punti. Imola riparte a sua volta, fase offensiva per Prato, doppia uscita con ribaltamento, Henderson che rivolta per Amoni che sbaglia un tiro da 3, già dall'altra Cantagalli ancora da 3 punti, con la Bauer che va sul 36-30, massimo vantaggio a 6 minuti e 20 dal termine del secondo quarto. Pare che la difesa della Bauer abbia alzato un attimino l'intensità, ma
Buona è stata la circolazione della palla di Imola, che ha permesso a Prato di attaccare in post basso Chase, sfruttando questo mismatch. E naturalmente intelligente anche il fallo di Chase per non subire un canestro fallo. Rimessa dal fondo da parte di Imola, intanto rientra in campo Maggioli. Buonissima rimessa ancora una volta direi su una dormita della difesa della Bauer, che ha permesso un facilissimo tiro uscito dai blocchi per Henderson, che ha accorciato le distanze sul 36-32. Ancora manovra per la parte della Bauer, per Lestini, che sicuramente attaccherà con un pick and roll, o attaccherà adesso su questo mismatch, attaccherà Maggioli. Diciamo che questo tiro avrebbe potuto anche fare una scelta diversa. Lestini ha attirato Maggioli da fallo in attacco di Maggioli, che sì, c'era tutto nel tentativo di prendere posizione con i gomiti al di fuori del cilindro. Involontariamente colpisce Lestini, che è costretto al cambio. In campo nuovamente Hubalek, Chase che gioca pick and roll alto con Corral, ribaltamento di Hubalek per Bertocco, che a sua volta gioca un pick and roll, ma non questo pick and roll giocato senza molta intensità non permette di prendere vantaggio a Bertocco. Errore al tiro per Imola, che in balzo offensivo, palla per Maggioli in post basso, che con pazienza attende movimento dei compagni, e ricezione per Henderson, che realizza 2 punti. Chase. Bertocco, bellissimo gioco a 2 nato da un pick and roll tra Bertocco e Corral, che ha attaccato con forza il centro orario, layup fermato solo dal fallo di Maggioli sul Corra. Cambio anche nelle file da parte della Bauer, rientra in campo Candagalli per Chase, per Imola in campo rientra in campo Washington. Dopo questo tiro realizzato di Corral, il punteggio va sul 38-34 da parte della Bauer. Imola adesso in attacco con Prato che appoggia palla a Maggioli. Prato che in queste 2 ultime azioni intelligentemente Imola ha appoggiato palla in post basso a Prato per cercare di sfruttare il mismatch, ma un buon aiuto difensivo ha permesso alla Bauer di recuperare palla e correre in contropiede per il +6 a 4 minuti dal termine del secondo quarto. Ancora Imola, ancora con Henderson, che ben si muove senza palla, e nel momento della ricezione ha sempre un vantaggio rispetto alla difesa per un buon tiro in equilibrio. Palla persa di Bertocco, palla banale persa di Bertocco, che per un difettoso controllo del palleggio perde palle, permette a Imola di reimpostare l'azione offensiva. De Nicolao per Maggioli. Maggioli che in questo momento della partita pare non attaccare in post basso, ma preferisce, ribaltare la palla per i compagni, che comunque si muovono nella giusta maniera, e
fallo di infrazione di passi da parte di Mostrangelo, infrazioni che non sembravano evidenti a dir la verità, ma sanzionate dall'arbitro. Ancora una volta direi che la fase offensiva di Imola passa dalle mani di Maggioli, che pare possa essere un ottimo playmaker. Una piccola discussione in campo tra Ubalek ed Henderson. Ottima circolazione di palla di Imola, che permette una buona penetrazione a play Sabatino, ma che subisce fallo in fase di partenza, quindi non ci saranno i tiri liberi da parte di Imola. Matera che a sua volta nuovamente effettua un cambio in campo, nuovamente Lestini per Corral. Rimessa laterale per Amoni, nuovamente in campo per Maggioli. Sabatini che anch'egli compie un banale errore di palleggio, palleggiandosi sul piede, regalando la palla quindi a Matera, e direi che compie anche un fallo banale su Cantagalli, che in maniera esperta riesce a cercarsi questo contatto e a subire un fallo in fase di palleggio che gli permette di recarsi sulla linea della carità. In lunetta Cantagalli per il primo dei tiri liberi realizzato, e a 2 minuti e 21 dal termine del secondo quarto la Bauer è sul punteggio di 41-36, più 5, più 6 in questo momento, ma un banale, quando proprio infantile errore da parte di Cantagalli, che a mio parere, giustamente gli viene annullato il tiro libero per una invasione dopo un tiro libero. Riparte così l'azione offensiva di Rimini. Con Anderson che commette un banale fallo in fase di attacco per liberarsi dalle grinze di Cantagalli, e Ticchi coglie l'occasione per farlo riposare in panchina. Cantagalli che inizia il gioco appoggiando la palla per Lestini. Un'infrazione di passi che, voglio dire, che non sembrava a tutti. Diciamo che in questo momento pare che gli arbitri abbiano perso un attimino il ritmo della partita e a mio parere abbiano commesso anche degli errori abbastanza banali. Cantagalli che si riprova in attacco appoggiando la palla ancora per Lestini, a sua volta end off per Bertocco. Buona scelta la Bauer. Lestini che sì, dopo Prato che sbaglia
un tiro in penetrazione che permette comunque la deviazione da parte della Bauer e quindi rimessa dal fondo per Imola. Washington, mancato anticipo di Mastrangelo su rimbalzo difensivo di Bertocco che spinge e dopo aver preso vantaggio su un pick and roll sbaglia un tiro banale dal centro dell'area. Questo permette a Imola di ripartire in transizione e dopo un'ottima circolazione di palla e direi che questa volta un evidente fallo non fischiato a Washington, un evidente fallo di sfondamento che proroga un evidente vantaggio a Imola, ovvero un facile rimbalzo da parte di Amoni che realizza subendo anche fallo. Quindi a 41 secondi dal termine Imola si riavvicina alla Bauer e Amoni si reca in lunetta sul 41-38. (41-39) a 40 secondi dal termine. Time out chiamato da parte di Ponticello, sicuramente per riorganizzare l'azione offensiva. E dopo un secondo quarto, diciamo, per lunghi tratti condotto con un margine di 5-6 punti, Imola con un rush finale è riuscita a riavvicinare la Bauer e a portarsi sul 41-39. Si riprende e dopo il time out chiamato dal Ponticello al momento del rientro in campo anche Ticchi chiama il suo time out molto probabilmente per organizzare anche l'eventuale azione offensiva da parte di Imola. Riorganizza l'azione offensiva la Bauer con Cantagalli che porta palla in avanti, che giocherà molto probabilmente il suo pick and roll con Kubalek per prendere vantaggio che non è stato acquisito dopo la circolazione di palla, dopo l'utilizzo delle sponde per cercare di portare palla in post basso da Kubalek, che subisce a sua volta fallo e si reca in lunetta. Sbaglia il secondo. Imola naturalmente aspetterà gli ultimi secondi per attaccare
la difesa di Matera. Difatti Prato 1 contro 1, acquisisce vantaggio, scarica la palla ma il tiro da 3 è sbagliato. Bertocco tira da 3 punti ma sbaglia e termina in questo momento il secondo quarto con l'Ambauer in vantaggio per 42-39. E riprendiamo la cronaca del match tra Bauer Matera e Imola. Sta per iniziare il terzo quarto sul punteggio di 42-39 per la Bauer. Quintetti schierati in campo: per Imola Maggioli, Anderson, Washington, Prato, Sabatini. Per la Bauer Mastrangelo, Cantagalli, Lestini, Corral, Ubalek. Importante, ripetiamo, partita importantissima ai fini della classifica per quanto riguarda Imola, che potrebbe anche conquistare il quarto posto, a differenza di Matera che ormai gioca questa partita per l'orgoglio, per dimostrare che questa stagione maledetta poteva avere dei risvolti diversi e quindi lasciare perlomeno un ricordo di questa annata. E dopo un errore abbastanza banale da parte di Washington in penetrazione, con rimbalzo difensivo di Ubalek, ottima la penetrazione di Cantagalli che tiene il contatto di Anderson ma sbaglia una banale penetrazione. E Imola può reimpostare l'azione offensiva con Prato che attacca Lestini nell'1 contro 1, rimbalzo di Ubalek che apre per il gran tiro da 3 punti in transizione di Mastrangelo che porta Matera sul +6 al secondo minuto del terzo quarto, con Prato che riprende a manovrare con palla che un post basso per Maggioli che attacca Ubalek e con un gran movimento di esperienza, direi. Ricordiamo che Maggioli, voglio dire, ha militato per molti anni, voglio dire, una lunga militanza in campionati anche di A1 con Pesaro e anche con Iesi. Per Iesi ha rappresentato una bandiera. Intanto Matera con Mastrangelo che nuovamente realizza da 3 punti per il +7, massimo vantaggio di Matera. Prato che attacca nuovamente con un errore su aiuto. Corral, Mastrangelo, bellissima giocata tra Corral e Mastrangelo che permette a Matera di arrivare sul +9 e Imola che sembra, a dire la verità, una squadra, vuol dire, con poca intensità in questo momento. Gioco a 2 intanto fra Anderson e Washington, con Washington che cerca di attaccare 1 contro 1 Corral, ancora una volta un tiro all'ultimo secondo e Cantagalli che con no look effettua un assist portando così un parziale 10-2 a inizio quarto. Ancora un errore da parte di Washington, il rimbalzo difensivo. Time out da parte di Imola, da parte di Ticchi che sicuramente vorrà fare qualcosa per fermare, voglio dire, questo parziale che ormai è giunto a
10 punti a 2 da parte della Bauer in questi primi 3 minuti e 5 secondi del terzo quarto. Beh, diciamo che quello che Ponticello aveva rilasciato nelle ultime interviste, ovvero l'orgoglio e la voglia di dimostrare che nonostante tutto la Bauer i ragazzi con grande dignità hanno continuato ad allenarsi, e la dimostrazione proprio sta avvenendo in questo inizio terzo quarto. Al contrario, Imola in questo momento sembra una squadra in leggero affanno, nonostante, voglio dire, abbia degli obiettivi molto più importanti, la possibilità di raggiungere il quarto posto o perlomeno di conservare il quinto posto, che la vedrebbe così accoppiato con Roseto nella prima fase dei playoff. E intanto Imola riprende l'azione offensiva con Sabatini che appoggia per Maggioli. Oh, grande gesto difensivo di Corral che anticipa Anderson, ma voglio dire questa collaborazione difensiva da parte della squadra non è completa, non è portata a termine, nulla è valso, voglio dire, questo gesto anche tecnico di Corral, che purtroppo ha fatto sì che Imola realizzasse un facile canestro con Sabatini, che a sua volta si reca in lunetta per un gioco da 3 punti che avvicina Imola a 8 punti dalla Bauer. Intanto Matera riprende ad attaccare con Mastrangelo, con Cantagalli, che in maniera molto intelligente appoggia palla in post basso a Dubalek, che subisce fallo da Washington, fallo che porta in lunetta Ubalek. Ottima è stata la circolazione e il ribaltamento di palla in questa azione da parte della Bauer, che ha permesso di prendere vantaggio a Ubalek in post basso. Ubalek che purtroppo sbaglia il primo tiro, realizza il secondo, riportando nuovamente a 9 le lunghezze della Bauer su Imola. Anderson che cerca di attaccare con energia, Prato con il pick and roll con Washington. Grande è la difesa di Corral, che non permette a Washington di prendere vantaggio così. Come banale l'errore di Mastrangelo, che voleva riaprire per Ubalek, che costringe lo stesso Ubalek a commettere fallo su Prato. Riparte così l'azione offensiva di Imola con Sabatini, che appoggia la palla in post basso a Maggioli, che con buonissimo movimento palla persa, scusate per la mancata cronaca, per un disguido. Palla persa da parte della Bauer su un gioco a 2 di Cantagalli con Corral, che ha permesso un nuovo contropiede a Imola, che è realizzato con sgorbati su assist di Anderson, che ha permesso a Imola di avvicinarsi nuovamente sul 53-48. Immediato time out da parte di Ponticello per cercare di fermare questa momentanea emorragia, per far sì che Imola non rientri immediatamente in partita. Si ritorna in campo con rimessa dal fondo dopo che è stato subito da parte della Bauer, sul punteggio di 53-48.
un cambio nelle file della Bauer. Lestini prende il posto di Corral. Corral che ha effettuato due grandi difese su Anderson, non gli ha permesso di ricevere. La Bauer riparte. Tiro di Lestini, direi da più che 8 metri sul primo ferro, che permette a Imola di riorganizzare la propria azione e di andare in fase offensiva. Henderson che rimalta per Prato, tiro da 3 punti sbagliato, rimbalzo di Ubalek che riparte direttamente in palleggio, contropiede, ribalta palla per Cantagalli che con pazienza, voglio dire, riprende a giocare. Pick and roll Lestini Corral. Buona difesa da parte di Prato, che recupera palla ma via 5, rimessa laterale per la Bauer e 5 secondi al termine dell'azione. Dovrà organizzare buono. Rientra in campo Bertocco per Mastrangelo sul punteggio di 53-48 per la Bauer. Adesso Imola in attacco. Anderson che attacca Bertocco che commette fallo, quindi canestro schiacciata non valida da parte di Washington. Con Anderson no, non sono tiri liberi, rimessa dal fondo per Imola. Anderson a sua volta, tiro sbagliato di Anderson, circolazione. Con Ubalek che subisce fallo in azione di transizione e Matera che riparte con una rimessa dal fondo per Bertocco. Cantagalli per Bertocco che reimposta nuovamente l'azione offensiva per Cantagalli che su Tabocco, arresto e tiro. Il gran canestro di Cantagalli che dopo una lettura porta Matera in vantaggio di 7 punti. Anderson per Washington che rinuncia a un tiro per Maggioli, che fronte a canestro dimostra ancora una volta direi che forzatura da parte di Ubalek, che ha preteso di effettuare questo tiro anche senza vantaggio. Palla recuperata, una grande difesa di squadra da parte della Bauer che riparte in attacco con Corra che va a bloccare per Cantagalli che non aspetta. Errore, banalissimo errore da parte di Corral che regala la palla a Imola che riparte in contropiede per Imola che accorcia a sua volta per portarsi sul 52-50. Corral, ancora Corral che perde palla banale. Che perde una banalissima palla e permette a Imola di riportarsi a un solo punto. Due palle per direi terrificanti. Due palle per da parte di Corral che si riscatta eseguendo, diciamo,
alla perfezione questo movimento di rotazione, di pick and roll, di rollata verso canestro per subire un fallo. Primo tiro realizzato da parte di Corral. Secondo realizzato. Più 3 da parte della Bauer su Imola sul punteggio di 57-54. Con Sgorbati che manovra, ribalta per Maggioli, a sua volta Sabatino pick and roll con Maggioli per ribaltamento della palla, ancora Sabatino, Anderson attacca 1 contro 1 Lestini e sinceramente questo vantaggio di un piccolo contro un lungo viene concretizzato nel migliore dei modi. Corral per Cantagalli, Palubalec in post basso che ributta fuori per Cantagalli, 5 secondi al termine. Un rimbalzo difensivo da parte di Imola che con buon movimento di palla va sul più 2 e così Imola dopo una lenta rimonta è riuscita a riportarsi il vantaggio sul 59-52 a 1 minuto dal termine del terzo quarto. Palla Lestini in post basso che subisce fallo da Sgorbati e si reca Amoni per Anderson, cambia Amoni per la Bauer e Mastrangelo per Corral. La Bauer, ancora un altro crambo, Preti per Maggioli nelle file di Imola. Tiro sbagliato da parte di Ubalek. Canestro realizzato da 2 punti da parte di Imola. Ancora un cambio nelle file di Imola, De Nicolao per Sabatini per questi ultimi 24 secondi potrebbero portare dilatare ancora una volta il vantaggio di me. Infatti Washington 10-10 per attaccare 1 contro 1 Cantagalli negli ultimi secondi dell'azione, penetrazione e scarico. Recupero di Lestini che a sua volta fa un errore e non permette alla Bauer di effettuare l'ultimo tiro. Bene, in questo quarto abbiamo assistito ad una partenza lanciatissima da parte della Bauer ed in seguito ad una lenta ma efficace rimonte da parte di Imola, che è riuscita dopo il -10 a portarsi sul più 4 e siamo così giunti a fine terzo quarto sul punteggio di 61-57 da parte di Imola. Pronti per l'inizio del dell'ultimo quarto diremmo per questo campionato da parte della Bauer, sul punteggio di 61-57 per Imola, con Lestini che
subisce fallo, fallo banale direi, che permette alla Bauer di effettuare una rimessa al laterale con Cantagalli che penetra per scarica, Lestini che effettua un tiro che definirei malconcio, che permette a Ibue di prendere direttamente un rimbalzo, meglio ancora un assist. E Anderson che realizza dopo una giocata di pick and roll nuovamente per il +4 di Imola. Cantagalli per Lestini, ottima la penetrazione, il taglio di Bertocco che permette alla Bari di andare sul +2, sul -2. Ok, una chiamata di una difesa a zona da parte della Bauer, che costringe Imola a un tiro fuori affrettato e fuori equilibrio. Nuova impostazione da parte della Bauer per Bertocco, per Lestini. Che compie infrazione di passi sulla virata. Palla quindi ad Imola con De Nicolao che reimposta l'azione offensiva per Sabatino per Amoni, per Henderson che si prende un buon tiro e lo realizza. Palla che per Bertocco, che a sua volta serve Lestini che in penetrazione subisce fallo da Amoni e si recherà in lunetta per 2 tiri liberi. No 2 tiri liberi, l'arbitro ha sanzionato il fallo non in azione di tiro, quindi si riprende con una rimessa dal fondo per Bertocco, per Ubalek. Anche in situazioni di difficoltà recupera per Mastrangelo e con un tiro dalla lunghissima distanza di 3 punti riporta un solo punto di svantaggio la Bauer. Sgorbati, penetrazione, scarica per Prete che sbaglia questo tiro da 3 punti. Mastrangelo che riparte in transizione per Cantagalli, tiro forzato ma sbagliato, nuovo rimbalzo offensivo di Mastrangelo e nuovamente la Bauer riprende palla a Ubalek in post basso. In post basso. E intanto Imola subisce fallo in azione di riparte Matera in attacco con Cantagalli per Ubalek, nuovamente per Cantagalli che gioca in post basso contro Sgorbati che non produce effetti, e sulla transizione offensiva Henderson nuovamente
punisce la Bauer per il +4 da parte di Manuo. Immediato contropiede da rimessa per la Bauer, che con Mastrangelo riporta a -2. Ancora Imola in attacco, sgorbati per Washington, per Amoni che ribalta palla per De Nicolao, grandissima penetrazione e assist per un facile canestro di Amoni, che riporta la Bauer sul +4, la Bauer sul -4. Ma immediatamente Ubalek per il -2 della Bauer. Ancora Imola in attacco con Washington, Sabatini, Anderson. Pare che in queste ultime fasi della partita Anderson sia diventato il terminale offensivo più importante, e sul tiro sbagliato di Amoni, il rimbalzo di Ubalek che fa ripartire la Bauer con gran finta in palleggio e schiacciata a 2 mani di Bertocco. Forse l'azione più bella della partita. Azione offensiva di Anderson, tutto nelle mani di Anderson, che a 4 secondi dalla fine subisce fallo da parte di Lestini. Bravissimo a cercarsi e a trovare questo fallo Anderson, che nonostante, voglio dire, le proteste, pare esserci tutto. Intanto Maggioli rientra in campo nelle file di Imola, rileva Amoni, e a 4 minuti e 56 secondi dal termine siamo sul +1 dopo questo tiro realizzato da parte di Anderson per Imola. +1 che diventa +2 per il secondo realizzato, e con la Bauer che riprende a macinare gioco in fase offensiva. Cantagalli per Lestini per Mastrangelo per Ubalek, ricezione e tiro da 2 punti, parità su 72 pari a 4 minuti e 30 dal termine. Maggioli per Anderson che dopo questo mismatch attacca Ubalek. Anderson che in questa seconda parte della partita è il terminale più prolifico per quanto riguarda Imola, con altissime percentuali. Ancora una volta Matera con Mastrangelo, grande rimbalzo di Ubalek, grandissimo rimbalzo di Ubalek e canestro realizzato. Ancora parità, 74 pari a 3,45 dal termine. Anderson, De Nicolao, ancora per Anderson, per Maggioli, ancora per Anderson. Che a sua volta subisce fallo da Ubalek. Anderson in lunetta per 2 tiri liberi. Parità, 74 pari a 3 minuti e 32 secondi dal termine. Realizza il primo Anderson. Realizza anche il secondo. Banalissima palla persa per Cantagalli, che permette a Imole di andare in vantaggio.
fallo offensivo da parte di Lestini. Beh, due banalissimi errori che hanno permesso a Imola di prendere questo minimo vantaggio di 4 punti. Imola adesso sul più 4 a 3 minuti dal termine. Con difficoltà, in un momento di difficoltà, di pressione da parte della Bauer, Ubadek compie fallo su Maggioli, che realizza il primo dei 2 tiri liberi e porta Imola sul più 5. 2 minuti e 55 al termine, più 5 da parte, più 6 in questo momento da parte di Imola. Massimo vantaggio con Matera che riprende. Mastrangelo per Ubadek che attacca immediatamente Maggioli, subisce fallo da parte di Maggioli, fallo che non provoca 2 tiri liberi. Gran passaggio di Lestini per Mastrangelo che porta Matera almeno 4. Ripropone il suo schema offensivo Imola per Anderson che ormai in questo secondo quarto pare non abbia sbagliato neanche una soluzione offensiva. Si è portato sulle spalle tutto il team. È ancora un errore banale da parte di Ibale che permette un contropiede a Imola. Imola che si porta sul più 6, massimo vantaggio da parte di Imola che pare, devo dire, abbia preso un minimo vantaggio che gli permetterà di gestire al meglio questo finale di partita. Quinto fallo da parte di Ubadek. Che saluta il pubblico. E dopo aver salutato i suoi compagni va in panchina a segare. Ancora una volta Anderson, maestoso Anderson che si è caricato sulle spalle tutto l'attacco di Matera e coach Ponticello che si appresta a fare entrare in campo i 3 ragazzi ormai i 3 ragazzini della panchina per concedere anche a loro il piacere dell'ingresso in campo dell'esordio in Serie A. Quindi in campo Simone D'Agostino, Fabio Santarsia e Giovanni Loperfido. Si è giunti purtroppo ai saluti anche in quest'ultima partita della Bauer e purtroppo anche in questa ultima sconfitta della Bauer. Palla per Simone D'Agostino.
cerca di prendere vantaggio con tutto, no, ma non ci riesce. Cambio anche per Imola, in campo Sgorbati e Preti per De Nicolao e Washington. Siamo giunti così a 58 secondi dal termine sul punteggio di 87 a 78 la Power. Simone D'Agostino che cerca di prendere vantaggio, perde palla in penetrazione contro il muro Maggioli e adesso la Bauer che va in difesa. Rimessa per la Bauer, ancora palla per Henderson. Henderson che a sua volta, ancora una volta, si assume la responsabilità. Concretizzare, palle a Maggioli, non c'è. Da 3 punti. Henderson che subisce fallo da Cantagalli e niente, cosa dire, siamo giunti alla fine di questo match, un match che ha rispettato il pronostico. Ponticello che subisce fallo Giovanni Loperfido, ma non avrà modo di recarsi in lunetta perché è il solo quarto fallo di squadra da parte della Bauer. Palla per Santarsia, ma non c'è tiro, non c'è. Finisce così la partita per 88-70 a vantaggio di Imola nei confronti della Bauer. Un caloroso arrivederci al prossimo campionato.